speroni montuosi che restringono i valloni del Brenta e del Piave sono quasi tutti incoronati di torri cadenti, di ruderi antichi. Si vedono vagar su quelle alture una folla di spettri. Si ode uscire da quei ruderi una voce eloquente, un mare di memorie che sembra evocare la figura del grande tiranno, Ezzelino da Romano. Prima metà del 200. Nella storia dell'entroterra veneto domina un personaggio d'eccezione, Ezzelino III da Romano. Il suo nome aleggia ancora su torri, mura, castelli del Veneto. La sua figura è fatta rivivere ogni anno da giostre e rappresentazioni come quelle di Montagnana, Monselice, Verona. Cambiano i luoghi, cambiano le fattezze del suo volto, immaginato ogni volta in maniera diversa dalla fantasia popolare. Circondato da una fama sinistra, dipinto da cronisti e poeti come figura diabolica di inesorabile crudeltà, solo in epoca recente è stato riportato entro il quadro della sua autentica realtà storica. Gli antenati di Ezzelino sembrano essere venuti in Italia subito dopo il 1000 dalla Germania, al seguito di un imperatore. Qui, dove le montagne fanno spazio al gran piano d'Italia, si sarebbe costruita e consumata la loro vicenda di grandi portinai delle Alpi per conto dell'impero. Gli Ezzelini, insediatisi fra le risorgive dell'alta pianura e il massiccio del Grappa, finirono per assumere il nome del loro più antico castello, Romano. Poco distante da Bassano, ancora oggi sono visibili i resti di quella fortezza. Dentro a queste mura, gli Ezzelini conservarono il loro tesoro sino alla fine. Qui, nel 1260, ebbe luogo il tragico epilogo della casata sterminata dagli avversari. Ezzelino da Romano, ghibellino, braccio destro di Federico II, nei primi decenni del 200 riuscì a imporre il suo dominio sulle città di Verona, Padova, Vicenza. Controllò Treviso tramite il fratello Alberico. Tenne a bada il Trentino e il Friuli con una robusta rete di parentele e amicizie. Si spinse oltre al Garda sino ad assoggettare Brescia. Tentò da ultimo la grande avventura della conquista di Milano, riuscendo a creare così un potente stato regionale.